Oggi ospite illustre al Museo del Calcio Siciliano di Noddonia abbiamo l'allenatore Zedrach Zeman che attualmente allena il Foggia. Mister, per noi è un onore averla qua a San Pierniceto, in questo museo dove si vive un calcio antico in cui lei è stato un protagonista da circa 40 anni a questa parte e ancora è tuttora un protagonista. Vabbè, sono contento di vedere le cose di tanto tempo fa, quello che abbiamo fatto e quello che era calcio siciliano. Purtroppo oggi non ci sono più le squadre in A e in B e speriamo che ci tornano presto. In Sicilia lei ha lasciato, oltre mi ricordi, sia a Licata e sia a Messina ben 34 anni fa. Sono state stagioni esaltanti. A me mi sono sempre sentito siciliano e sono contento, a parte ho fatto 9 anni a Palermo nel settore giovanile e di lì poi siamo cresciuti un po' tutti insieme. Tornare a Messina è sempre una gioia. Eh sì, c'ho ancora qualche amico e sono stato bene, mi sono divertito, speriamo che Ci ha fatto anche divertire. la gente. Sì. Quel Messina, peccato che in trasferta aveva qualche pecca perché in casa non ce n'era per nessuno. Non c'era per nessuno perché Totò faceva gol solo in casa, fuori ne ha fatti pochi. 23 li ha fatti. Ha lanciato anche altri giovani. Abbiamo qua anche delle fotografie di Modica. Pierleoni è rimasto nel cuore dei tifosi anche lui. Sì, Ha lanciato molti giovani. erano bravi ragazzi, sì. Per chiudere, il Foggia quest'anno dove può arrivare? Vabbè, no, noi siamo partiti benino, poi per ora ci ha ammazzato tra Covid e infortuni vari, non ci siamo ripresi finora. Abbiamo sbagliato, o meglio, non avevo più giocatori da mettere in campo per un mese e si è visto dei risultati, speriamo che ci riprendiamo. Bocca al lupo a mister Zeman, Nino Doni, veramente un onore. È come un onore avere al mio museo Zeman, Nel museo la storia del il calcio calcio siciliano. e non solo. Quindi grazie mister, grazie Nino Grazie a Doni. voi. Grazie.